L'esperienza Erasmus l'ho vissuta a Malta, in un'azienda che si chiama Constructing Furniture, che produce immobili. Ho scelto di candidarmi per l'opzione Erasmus per cercare di fare un'esperienza diversa che mi potesse mettere in gioco su più aspetti. Infatti quello che sono riuscito a trovare è un ambiente diverso da quello che vivo di solito, e quindi sono riuscito a mettermi in gioco non solo sull'aspetto umano, quindi sull'autonomia e sull'adattarmi alle situazioni, ma anche ovviamente sull'aspetto linguistico e professionale. Quello che svolgevo in azienda principalmente era un lavoro d'ufficio, quindi programmavamo schede. Io e un altro ragazzo con cui siamo andato giù insieme, un mio compagno, abbiamo programmato appunto delle schede per questa azienda che voleva monitorare i vari stati delle macchine in produzione. Penso che sia stato molto utile anche solo il cercare di buttarsi in questa esperienza diversa, e quindi in generale mi sento di consigliare appunto l'esperienza Erasmus come possibilità di mettersi in gioco, a livello professionale sicuramente, e però secondo me molto più a livello personale, quindi la convivenza con altre persone, il cercare di adattarsi alle situazioni trovandosi in un luogo che non si conosce, e comunque cercare di avere uno stile di vita continuo con il lavoro e con i propri impegni. Sicuramente le competenze che ho messo più in pratica, sicuramente la lingua, quindi a Malta si parla principalmente inglese. Mi è stato molto utile per cercare di essere il più naturale possibile con la lingua, e quindi non solo capirla ma parlarla. E a livello professionale quello che svolgevo io era programmare schede, quindi programmazione in Python e Arduino, e competenze che magari prima avevo solo parzialmente e che grazie a questa esperienza sono riuscito ad approfondire. Nel caso in cui qualcuno fosse incerto di prendere questa scelta, appunto, credo che il mio consiglio sarebbe quello di buttarsi e di provare, perché comunque è un'esperienza che non capita sempre, e cogliere l'occasione ne vale sicuramente la pena.